Dunque, questa sera dedichiamo uno spazio di lettura a questi tre poeti che hanno vinto rispettivamente la prima, la seconda e la terza edizione del Premio Nazionale di Poesia Quaderni di Rinfera, e ve li presento subito, proprio in ordine di premio inizialmente. Allora, la prima edizione è stata vinta da Francesco Onirige, e con una silloge che è stata pubblicata poi l'anno successivo dal titolo Macerie. Eccola qui. Ecco, questo libro ci ha dato grandissime soddisfazioni, è stato il primo ad essere pubblicato. Ecco, le grandi soddisfazioni quali sono state? È arrivato nella cerchia dei finalisti poi del Premio Internazionale Mario Luzzi, e si è aggiudicato il terzo posto al Premio Laurentum recentemente. Quindi in qualche modo, proprio perché lui è stato l'apripista per quanto riguarda il premio, ma anche la nuova collana, no? La collana dei quaderni, ecco, lui ha dato una dimostrazione di come il premio e la collana in qualche modo possano riuscire a immettere in questo circolo abbastanza chiuso normalmente, che è quello dei poeti, un nome nuovo. Visto che poi Francesco, oltre ad essere giovane, in realtà debutta con questo volume perché non aveva altre pubblicazioni precedenti dell'anno successivo, che è Daniela Negri, che è qui. Ecco, il libro di Daniela l'abbiamo pubblicato da poco, è stato presentato, diciamo, c'è stata un'anticipazione proprio durante la premiazione di quest'anno a dicembre, l'8 dicembre, alla Fiera della Piccola e Media Editoria di Roma. Ecco, la silloge si intitola Preghiere dall'orto, è un volume diverso da quello di Francesco Onirige, perché sono diversi. E poi, eccolo qui, Rita Iacomino. Ecco, lei è l'ultima arrivata dentro la terza edizione del nostro premio. Il libro non c'è ancora, quindi, però ascolteremo dalla sua silloge, Fumetto fra i denti, alcune poesie. E visto che però è una giornata più che di chiacchiera dedicata proprio alla lettura dei testi, chiamo subito l'attrice Elisa Angelini. L'abusiva. Tutto è in pezzi, tutto è frammentato. Adesso che ne parlo, si compone. La tessitura traccia furtiva un nesso, dopo la frana, dopo l'esplosione. Posano briciole nella grafia minuta, si addensa un cumulo, si innalza già dal fondo. Come lo zero, per eccesso d'essere nulla, si capovolge nelle orbite di un mondo. Non ti stupire se leggi ad una pagina che tutto è perso, che tutto è frammentato, e all'improvviso, in quella che la segue, che corre un filo, che certo c'è un tracciato. Nulla è continuo, nulla è duraturo. Nell'alternanza tra l'ordine segreto che regge il mondo, così mi contraddico. Scrivo di un crollo, che tanto poi lo nego, e le macerie appariranno amene, travi, cornici, archi colorati, come cataste di mattoncini Lego. Non ti stupire, non accusarmi invano d'approssimarmi alla cifra per difetto o per eccesso, di unire e di spezzare, assecondando qualche convenienza. Il gran teatro del mondo, dove prima noi mettevamo in scena il fare, il dire, sia la premessa e sia la conseguenza, che c'era, lo sappiamo perché è crollato. Perché è crollato si può ricostruire. Di Daniela Negri, Preghiere dall'orto. No. Datemi una canna, una striscia, una bustina di vodka. Io dirò di no. Alla canna, no alla striscia, no alla bustina di vodka. Conto sui righi, la faccenda, e gioisco di così debole cosa, e canto la carne e vado su. Datemi il mondo, tutto quanto per me, la poltrona dello studio ovale, tutta quanta per me,
o sul monte dei Vaticini il balcone di pietra con il microfono e il leggio di vetro, tutto quanto vale per me. Io dirò no, no, no. Sto a guardia, scrivo una poesia e quella è il posto della pietra, del vetro, delle voci, l'ufficio ovale, e quella è il monte dello spirito effuso nei Vaticini, fatti a passi veloci, e i balconi di terzine e metri lunghi da cui io parlo e sono risorto. E vado in Tilz, scrivo una poesia, credetemi, ve lo assicuro. Essa è l'unico autentico trip. Lode antichissima, volo, orto. Molto tempo prima che le torri americane fossero penetrate dai volatili di metallo e fossero abbattute al grado zero, fui tentata di prendere per sposo un purosangue arabo. Mi elogiava i cortili di Gaza con gli olivi carichi e i bambini con l'armi in spalla nelle notti fredde del deserto e le donne che amano, che piangono i combattenti. Fui lusingata con la verità fui allontanata, lo so. Io non lo voglio rinnegare mai, che per quanto mi riguarda, le olive di Sicione siano ancora a girare impavide e nere tra le pietre dei frantoi antichi e i corbezzoli nei boschi siano fatti. E lo vedo bene nell'orto, il regale uccello che sosta in cima, alla casa, da lui stesso donata a me proprio 9 anni addietro. Poi metto tra i denti. Qualcosa di sociale. Parlare. Se fossi solo al mondo non la useresti la parola, ma il grido, la lamentazione, un mettersi in continua relazione, stabilendo per sempre la separazione. Guarda l'albero nel parco. Dice forse tu all'altro. Eppure, se gli costruisci un muro sopra la radice, quello devia i rami e nella deviazione vince, trova di nuovo il sole. Non fa la rivoluzione, nemmeno si scandalizza se tutto intorno il parco muore, non si organizza, è mosso ma non muove, ci ridicolizza. Non vedi, ma sei mai entrato nell'olmo? Anche lì c'è la valvola di sfogo. La membrana di carne che vibra e orienta come la porta di Brandeburgo. Tutta rosa era in sogno, come di carne, e andava dall'osso vertebrale allo sterno, dividendo verticalmente. La credevi una questione orizzontale, da discutere sul piano geometrale. Invece no, caro ragazzo. La questione dall'alto e dal profondo è un unico piano verticale. Si scivola, ostinati contro quello su cui proiettiamo le ombre. È difficile salire, poi già quasi in cima, lo vedi, il cielo è di cristallo, potrebbe rompersi a toccarlo, sentirsi senza presa e mano a mano inizia la discesa.